Cuccioli che vanno in aiuto di altri cuccioli. Sono i cani che supportano emotivamente i loro piccoli padroncini ricoverati in pediatria. Un legame così stretto, quello tra gli amici a quattro zampe e i bimbi, che non vuole essere interrotto durante il periodo di degenza, poiché comporta benefici che si riscontrano anche sul piano clinico. Ecco allora che la pet visiting all'ULS 8 diventa parte integrante di un percorso di cura volto a favorire una risposta migliore alle terapie. Un progetto pilota che si inserisce nell'ambito comunque di un percorso terapeutico rivolto ai bambini ed è una tipologia comunque che si può connotare come pet therapy, nel senso che consiste nella possibilità, ovviamente previa tutta una serie di valutazioni da parte dei servizi competenti, in primis del servizio veterinario, di consentire all'animale domestico, nel caso in specie al cane, di poter far visita ai nostri piccoli pazienti. Rappresenta una delle poche realtà in Italia a mettere in campo questo progetto. Nel nord Italia c'è a Biella, all'ospedale infantile Burlo e adesso al San Bortolo di Vicenza, dove è già avvenuto il primo incontro la scorsa settimana tra una bimba di 4 anni e il suo cane. È stata un'esperienza emozionante per tutti perché è vero che siamo pronti alle esperienze con gli animali all'interno del reparto, ma non con questa modalità. Quindi abbiamo visto proprio una bimba, abbiamo visto la felicità in una paziente che non ha avuto un percorso molto semplice, ma quando ha visto il suo cane si è proprio avvinghiata. Questo è stato veramente emozionante, vedere quanto entrambi avevano bisogno di vedersi. Il tutto nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e con determinate regole, con 3 possibili modalità di incontro e solo quando ce ne siano i presupposti valutati dall'equipe medica. Partiva comunque da una valutazione attenta a monte, previo anche un intervento di pet therapy che era già stato approcciato, quindi c'è stata una valutazione in cui la componente relazionale emotiva nel caso specifico risultava essere fondamentale.